Salute, andiamo oggi a visitare lo stadio di Ciurlino in Corsica Soprana. Stagni in Ante Piazze Corse ce ne parecchi, ma il più grande è quello di Ciurlino, in Biguglia, qui sono 1450 ettari di superficie. Situato a un mezzogiorno di Ostia, nanta 4 comuni, Foriani, Biguglia, Uorgo e Luciana, lo stagno si stende nanta una parte di Amarana, tra mare Tirreno e montagna. Lo stagno è spiccato da un mare da una onda di rena chiamata Banda Bianca. Dopo la geografia parliamo un po' di storia. L'agricoltura e la pesca sono attività praticate da poi parecchi secoli, Nantu e in giro allo stagno. Dopo essere stato proprietà di Genova dal XV secolo al XVIII secolo, lo stagno sarà concesso al cavaliere Buttafuoco che vendì la famiglia viale di Ostia. C'è la rammentà che Ciurlino è un luogo che c'è bursuto a risanà prima che l'uomo si possano arruggiare nanto esosponde, senza pericolo. Difatti, fino agli anni 50, un risico di chiappau paludismo, chiamato di noi malaria, era sempre forte. Da poi, nel 1988, lo stagno è proprietà del Consiglio Generale di Corsica Soprana. Per essere protetto, il sito di Ciurlino, chiamato di noi Stagno di Biguglia, è stato classificato come riserva naturale nel 1994. E per che un luogo è senza paro in un Mediterraneo. A grande diversità di suoi ambienti, dove si trova acque salite e acque dolci, propone una ricchezza biologica tamanta. Con più di 250 specie, lo stagno riceve una gerame importante con parecchie specie di gagiole, migratrice o inguernente. So Paolo, l'ornitologo, e Cristiano, l'animatore, che ci facciano scoprire le ricchezze di un stagno. D'inverno, come qui, si vede fra l'altro migliaia di volghe. Qui un airone chiamato di no perdiglione. Qui si vedono i famosi fiamminghi rosuli. In taglio di stagno campano in vegetazione e i prati umidi una vele poche di specie come l'aironi bianchi o i mergoni. Al di là dell'ornitologia ci campano più di 480 specie di vegetali e di sicuro assai pesci. Anguille, mazzardi, ragnole, in lo stagno di Ciurlino si pesca da voi sempre. Di verano, lo stagno esempio di montoni d'amanti, di pisciatelli venuti da un mare e intrudi per la bocca, anguille a buzzeffu, ragnole, miracoli di mazzardi, senza parlare di balmade, di saraghi, di murzardioli, di mazzacarò e di parecchie specie di pesci fritti. La descrizione della pesca in un stagno è stata scritta nel 1924 da un certo Pellegrin. D'altronde, oggigiorno, anche se la ferma una sola squadra di pescatori, il pesce non manca mica in lo stagno. Guardate qui un pescatore con un soritone che pesca soprattutto l'anguille. Dopo la sua pesca se ne rientra piano piano. E qui, vicino all'anziano fortino che serve di museo, che i pescatori scegliono un pesce che sarà venduto dopo. Potete d'altronde rimarcare le gele che s'appolano non tra ghile a costura che erano innanzi adoperate per pescare tempi fa. Da poi una trentina d'anni, il sito di Ciurlino è un luogo che si urbanizza sempre di più.
La crescita della popolazione ingena bisogni nuovi e attività che sono sviluppate da poco, la costruzione da di noi, di infrastrutture come le scuole, di stabilimenti turistici, non le campagne intorno allo stagno. Questa pressione demografica e economica minaccia lo spazio naturale, vegetale e animale di lo stagno di Ciurlino. È dunque importantissimo di preservare il sito. Come non l'avevamo detto annanzi, tocca dunque al Dipartimento con la sua riserva naturale a gestisce, a proteggere in modo ecologico e patrimoniale la riserva naturale di lo stagno. Lo scopo è agisce di modo durevole in un ambiente naturale delicato. Tocca all'uomo a imparare a rispettare e a preservare la buona salute degli ambienti naturali, per poter avere di nuovo la possibilità di vedere spettacoli così magnifici. Ramindiamoci, lo stagno di Ciurlino è il più grande di Corsica e ha la proprietà di un Consiglio Generale di Gismonte. Lo stagno propone una ricchezza biologica senza paro in Corsica. A presto.